Beh. È poesia! Il friariello tutto questo lo sa, la salsiccia lo sa, che il friariello non è un broccolo, non è uno spinacio, non è approfondimento tattico! Dai, cominciamo! È un martedì pazzesco. Sono proprio onesti, ma guarda. Rumori incredibili, rumori. E insomma, amici bellini, la salsiccia ha il suo perché, il friariello è la morte sua e sotto questo punto di vista non ci sono dubbi e voi potreste già lasciarmi un like solamente per quello. Like per salsiccia e friariello, perché su questo almeno non abbiamo dubbi. Su altre cose invece abbiamo parecchi dubbi e li stiamo sviscerando insieme da un po' di tempo. L'involuzione paurosa del Napoli è evidente, la famosa slavina, no? La slavina che diventa poi la valanga, la piccola pallina di neve, la neve dappertutto a New York, è incredibile. Iscrivetevi al canale perché appena io posso poi andare in giro vi faccio vedere New York in un certo modo, questo poi è divertente. Ma possiamo, analizzando insomma le parole di Gattuso, analizzeremo anche qualche immagine per vedere i gol, come li abbiamo presi, giusto per, e poi vediamo insomma il piano tattico. Vi ricordate quando vi dissi Gattuso mi sembra stanco? Ecco, Gattuso mi sembra morto, defunto, completamente fuori da ogni logica e da ogni... non è più sul pezzo, non è più integrato nel progetto e nella risoluzione dei problemi, nel senso che le attenuanti ci sono tutte, figuriamoci, è difficile preparare le gare, è difficile correggere gli errori che però alle volte sono anche banali e quindi tu dici basterebbe un fermo immagine e i giocatori si prendessero anche le loro responsabilità. Però è un Gattuso che in conferenza getta proprio la spugna, cioè se prima uno poteva dire si poteva dimettere se i giocatori non lo seguivano, adesso si potrebbe dimettere perché è proprio cioè mi dà l'impressione che Gattuso come noi non vede l'ora che finisca questa stagione, faccia più punti possibili, vuole fare più punti possibile in campionato per una questione secondo me personale, perché oramai ci ha messo una pietra sopra sull'esperienza a Napoli, non gli sono piaciute delle cose, capisco, non capisco tutto quello che vuoi tu, ma adesso che siamo nel conquibus, adesso che siamo insomma ci sono le partite che decidono se tu te la puoi ancora giocare per questo quarto posto oppure se proprio no, perché è chiaro dall'Europa è difficile insomma continuare. 2-0 significa che devi fare 2 gol, in questo momento il Napoli non mi sembra proprio in grado di fare 2 gol a nessuno, quindi a meno che non siano casuali. Molti dei gol ce li risolveva rumori di motociclette, motoneve, sapete la motoneve che va sulla... Insomma, il problema delle assenze sì, ma l'assenza vera è quella di Lozano, poi si può aggiungere l'assenza di Demme che ti dà una mano a centrocampo, Diego Demme aiutaci tu, e poi sì, i difensori tutto a posto, ma alla fine della fiera Di Lorenzo è l'unico terzino destro che hai, perché io sai, gli può dare un po' di minuti ma è così. Mario Rui è l'unico terzino sinistro che hai, perché Gulam, adesso vediamo, Koulibaly e Gulam sono negativi, quindi vediamo se Gulam gioca subito oppure Ema deve tornare dal Covid e se Koulibaly invece giocherà subito. Ma questi 2 gol che abbiamo presi li avremmo presi con Koulibaly tale e quali, vi spiego il perché. Il primo è presto detto, contiamo insieme, non mi vedete, ma tanto mi conoscete, non avete bisogno di vedermi. Contiamo insieme i giocatori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sono tutti qua. Sono schierati. Sapete perché sono schierati? Perché questa azione viene da un paio di calci d'angolo del Granada, quindi sul calcio d'angolo Politano finisce, diciamo, vicino al palo, nemmeno sul primo palo, ma verso la limite dell'area di rigore, verso la bandierina, una zona, io non so come si difende sui calci d'angolo, ma comunque sta là. Chiaramente la palla qua finisce in faro laterale perché stiamo in affanno, loro muovono il pallone, Politano resta là, non ha nemmeno il tempo. Nel frattempo tutto il resto della squadra si doveva organizzare in modo tale che Di Lorenzo, che ha il giocatore alle spalle, non deve prendersi il numero 23, vedete il numero 23 lì? Di Lorenzo si deve prendere quello che poi segnerà. Di conseguenza Rachmani non si deve prendere il numero 20 ma si deve prendere il numero 23, Maksimovic deve scalare sul numero 20 e poi a scalare tutto il numero 4 se lo doveva prendere o Mario Rui o uno dei 2 mediani
e poi il resto si poteva fare così. Quindi su questo cross, tra l'altro perfetto, tra l'altro difficile per Meret, serviva un miracolo, serviva una scelta di Meret veramente coraggiosa e straordinaria per attaccare questo pallone, ma l'ho rivisto bene, era difficile per il portiere attaccare questo cross ed è stato perfetto. Poi lui arriva col terzo tempo e magari Meret la può respingere meglio, ma insomma questo è. Quindi Politano, il problema di Politano che non poteva stare dall'altra parte perché viene da un calcio d'angolo, e questo è il primo. Il secondo è presto detto, lo vedete qua. Ovviamente Politano cerca, rientrando sul sinistro come al solito, se la fa tutto in orizzontale, poi si allunga troppo la palla, non credo nemmeno ci fosse fallo, credo che il difensore gli tocca il pallone. Guardate in avanti chi c'è un Fabian inutile là e non è nemmeno inquadrato, più in là c'è Di Lorenzo che aveva fatto la sovrapposizione, che ci sta. Politano fa la scelta sbagliata, perde palla e avviene il famoso contropiede, che magari con delle immagini io vi faccio anche vedere. Il primo errore lo fa Bobotta, perché Bobotta non deve intervenire, Bobotta deve temporeggiare, ma nel momento in cui intervieni quello ti scavalca, l'arbitro torna più velocemente di Bobotta, ragazzi. Di Lorenzo fa quello che può per recuperare, ma lì poi anche qui dovevano scalare tutti e fare in modo che il giocatore Kennedy non avesse quella libertà poi per tira bene, vabbè. Questi sono i due gol presi. Il problema sono i gol non fatti dal Napoli, nel senso che fino a poco tempo fa noi parlavamo di un Napoli che almeno creava occasioni, portieri avversari erano protagonisti sempre migliori in campo. Non è più così, non è più così, e bisogna interrogarsi sul perché non è più così, su perché non siamo più capaci di mettere gli attaccanti in condizione di segnare, se faceva tutto Lozano, se Insigne sta facendo troppo il terzino e quindi non può inventare gioco, perché Insigne è cuore mio, nel senso che molte cose ce le salva lui, sul dolore continua a sacrificarsi, ma così non può inventare gioco, ed è evidente. Dopodiché c'è questo anche cortocircuito del 4-3-3. Vi ricordate quando qualcuno di voi diceva il Napoli deve giocare 4-3-3 perché è l'unico modulo? No, ieri 4-3-3 non si è creato nulla. Ovviamente è un 4-3-3 con Osimhen, ovviamente Osimhen tu lo devi lanciare in profondità, per lanciarlo in profondità Osimhen ti deve dettare la profondità, un paio di volte l'ha dettata Insigne, punto, non si è provato nient'altro. Quindi Osimhen ha il cortocircuito che se sta al limite è in fuorigioco e quindi ha paura di andare in fuorigioco quando parte così, ma il fatto è che il Napoli non è abituato a lanciare la punta, questo è il problema. Fragili malamente, sono fragili. Impara i segreti del corpo umano con gli infortuni del Napoli. Nel primo numero la distrazione parcellare del retto femorale. E se proprio volete aiutare la barca, Ricostruisci il malleolo di Mertens, solo €1 in più a numero a partire dalla numero 4. spottino offerto da Giuseppe Argento. Il Napoli non è abituato a lanciare la punta verticalmente, è abituato magari con Mertens, aveva più senso che poteva attaccare faccia alla porta, ok, quindi lanciavi ma non per lanciare in profondità tu lanciavi Lozano molto bene che lo sa fare, quindi è presto detto quello che è il cortocircuito adesso, 4-2-3-1, 4-3-3, abbiamo sdoganato, non cambia molto se il piano di gioco non è funzionale ai giocatori che ha in campo. Abbiamo perso anche Politano, mettiamoci bene in chiaro questa cosa, per l'Atalanta sarà una tragedia, ma andiamo direttamente un attimo alla lavagnetta per vedere che cosa Meret, abbiamo detto, mi sembra alla fine abbastanza incolpevole, poteva fare meglio, ma insomma alla fine la parata la fa. Ci salva dal 3-0 che sarebbe stato tremendo. Di Lorenzo, vi ho spiegato quel problema che ha avuto, quindi sì, doveva chiamare comunicazione, doveva chiamare Rachmani e dire vieni tu dietro perché c'ho io quello dietro, non si è visto, male proprio. Rachmani non è che mi sia piaciuto tantissimo, mi è piaciuto un pochino di più Maksimovic in un paio di chiusure alla disperata, un pochino meglio, ma comunque non è stata la coppia difensiva che abbiamo ammirato contro la Juventus. Comunque con dei problemi perché la Juventus è andata al tiro. Mario Rui, sempre la solita storia, un giocatore in grado di fare cose tecnicamente pregevoli, ma che poi a un certo punto sembra che arriva il pallone, subito dietro, non mi interessa, non devo nemmeno guardare in avanti, mi arriva il pallone subito a Maksimovic, subito dietro. Poi nel secondo tempo è lui che trova i filtranti buoni per Zielinski, ma gli serve anche un movimento intorno che gli dettino questi passaggi, ce l'ha la tecnica per fare i passaggi buoni. Zielinski è stato un pochino meglio. Bobotta, cianfotta,
malissimo, veramente fuori condizione, non lo so, non abituato ai 90 minuti, non lo so, fuori forma, non lo so ragazzi, ma è un misto di nulla, misto al niente, nel senso che non hai il lancio, non hai fatto un lancio illuminante, hai sbagliato anche passaggi facili, in copertura se non fai filtro, spiegatemi a me, voi dite però lo doveva far giocare, ma si gioca così, cioè c'è sempre questo è sempre questo il cortocircuito, che questa è la parola chiave. Se Gattuso certi giocatori non li fa giocare è anche perché probabilmente non li vede in grado di essere migliori degli altri affaticati, e lo scopo di Gattuso è di vincere tutte le partite, vincere più partite possibile. Capisco, magari lo puoi mettere contro il Crotone, queste cose le abbiamo dette, potevi far riposare quando stavi bene, no? Potevi uno alla volta inserirli, e questo non c'è dubbio. Però se questo è il Bobot che dobbiamo vedere, 20 milioni, vabbè. Fabian Ruiz un pochino di iniziativa ce l'ha fatta vedere, Elmas impalpabile. Questa era la formazione, ovviamente non c'è nemmeno da dirlo, il solito 4-1-4-1 dove si sono alternati Fabian e Elmas qui nel primo pressing. Però ragazzi, io adesso l'ho visto chiaramente, e quindi il piano di gioco era questo, ma il problema è che quando avanzano questi due per attaccare i difensori devono salire anche gli altri, perché altrimenti guardate che buco che si crea qua, e guardate che buco che si crea tra le linee, tra i difensori, perché i difensori hanno paura. Avevate paura, i difensori hanno paura e restano bassi, di conseguenza tutta questa zona qua basta che un attaccante viene in mezzo, in bucata centrale con un bel passaggio rasoterra, e si creano i pericoli. Così non va bene. Se tu vai in primo pressing devono farlo tutto il pressing così, e tu Maksimovic ti devi prendere la responsabilità, devi seguire, alziamo quello. Così faceva il Napoli di Sarri, si alzava tutto, così loro non avevano proprio spazio per poter fare quelle imbucate, assolutamente. Nel secondo tempo entra Zielinski per Politano, finisce Elmas da questa parte, Zielinski va qua, Fabian Ruiz resta là, insomma veramente Bakayoko là, ma non cambia nulla. Quest'uomo qua è assolutamente impalpabile. Osimhen ha un paio di occasioni, non me la riesco a pigliare con Osimhen ragazzi, però qualche cosa di meglio ce lo deve cominciare a far vedere, perché la condizione sta tornando, ha fatto 90 minuti, l'ho visto anche non soffrire fisicamente, non ha quegli scatti paurosi così, ma non li ha nemmeno dettati, quindi questo è il problema reale in questo momento. Di conseguenza ragazzi, se noi ci vogliamo già proiettare verso l'Atalanta, ma giusto per chiudere questo video così, non abbiamo neanche più Politano, quindi Bakayoko, Fabian Zielinski, Elmas, già abbiamo la formazione praticamente fatta, con l'unico sostituto in panchina è Bobotta al posto di Bakayoko, perché Gattuso ha detto che lo vede solo vertice basso centrale, dopodiché non c'è più nessuno. Speriamo che Koulibaly torna abile e arruolabile, così recuperiamo almeno un cambio qui come Gulam. Dopodiché ragazzi, che Dio ce la mandi buona, in questo momento non possiamo fare altro che pregare da New York. Valerio Fluido è tutto, fate tutte le cose belline, che lo sapete che da me trovate sempre un video di approfondimento e non spacco niente, e che mi è andato un bobotta nell'occhio, e quindi Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.